Agenti della polizia locale in Borghese aggrediti dagli spacciatori. Una decina si è scagliata in massa contro i rappresentanti della polizia locale. Un vero e proprio branco che per tentare di impedire l'arresto di un altro pusher non ha esitato a prendere a calci, graffi e pugni gli agenti. Il fatto a Mestre ieri pomeriggio in pieno giorno davanti al sottopasso del tram di via Cappuccina sotto gli occhi di passanti automobilisti e proprio a poche decine di metri dal comando della polizia locale. Insomma, un vero oltraggio, un autentico attacco e sfida alle istituzioni e alla legalità. Il branco di aggressori spacciatori di origine africana, così come il giovane pusher di cui hanno tentato di impedirne l'arresto e invece successivamente fermato, dopo che a dare manforte agli aggrediti sono giunte altre 3 volanti della polizia locale e 2 della polizia di Stato. Questa mattina l'udienza di convalida del fermo, mentre si sono perse le tracce del branco di spacciatori, immediatamente in fuga con l'arrivo degli altri poliziotti.